Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo. Condizioni invernali sull'Italia con tempo instabile in questi giorni al centro-sud. Abbiamo avuto delle precipitazioni nevose a quote relativamente basse con episodi di Graupel, mentre le regioni settentrionali sono state saltate da questo flusso. Temperature comunque sotto la media e tempo nel complesso stabile al nord. Ma da questa grafica notiamo come sul centro Europa si instaurerà dalla giornata di lunedì sera e martedì una perturbazione sul centro Europa con qualche episodio instabile anche sul nord-est in modo particolare. Queste condizioni saranno poi contraddistinte da freddo e da tempo stabile e con flussi instabili però pronti a dirigersi da giovedì verso le regioni settentrionali. Temperature che continueranno a rimanere leggermente sotto la media nei giorni successivi come per gran parte della settimana. Ma andiamo a vedere insieme da questa grafica come si prospetterà l'evoluzione nel corso dei prossimi giorni. Questo minimo che ha portato instabilità sull'Appennino, sulle regioni settentrionali, progressivamente andrà allontanandosi verso est, riuscendo quindi a portare una fase più stabile tra domenica e lunedì mattina su gran parte d'Italia, una fase stabile che però durerà poco perché sulle regioni settentrionali si farà da apripista una nuova perturbazione che andrà intensificandosi per portare precipitazioni seppur deboli e molto sporadiche al nord, soprattutto sul versante alpino. Questo nucleo perturbato sul centro Europa richiamerebbe aria ulteriormente fredda di origine artica con nevicate possibili fino a quote collinari sopra i 700 metri di quota al momento prevista la quota neve sul nord-est. Questo vortice si pensava potesse riuscire a formarsi sul Mar Ligure, sull'Alto Tirreno, ipotesi smentita con gli ultimissimi aggiornamenti. Infatti non si verificheranno nevicate in pianura tra lunedì e martedì, solamente quindi qualche pioggia o temporale sui Balcani e anche comunque sulle regioni del centro. Condizioni quindi di instabilità che andranno poi attenuandosi rapidamente già dal pomeriggio di martedì con più schiarite da ovest, una fase che sarà anticiclonica nella giornata di mercoledì quando il sole dominerà la scena su tutta Italia, come anche su gran parte delle regioni settentrionali. Ma notiamo appunto questi tre minimi, soprattutto quello sull'Irlanda che sarà molto più interessante. Sarà questo che farà da apripista per una perturbazione più incisiva sulle regioni settentrionali per portare anche qui delle piogge. Ecco qui l'intensificazione della perturbazione in questione che dovrebbe richiamare aria ulteriormente fredda. Purtroppo però questa dalla giornata di giovedì purtroppo notiamo come questa fase garantirebbe una rimonta anticiclonica a partire da sud-ovest, quindi correnti più miti sulle regioni meridionali richiamerebbero questa massa d'aria ulteriormente calda e quindi probabilmente il cuscinetto freddo potrebbe non riuscire a resistere per garantire nevicate. Probabilmente potremo vedere qualche fiocco di neve solamente sul Piemonte tra la mattinata di giovedì al primo pomeriggio di giovedì. Poi venerdì la perturbazione dovrebbe transitare portando nuove forti piogge, ma la quota neve si rialzerebbe oltre i 1500 metri di quota, quindi non avremmo quindi chance per nevicate a quote basse. Una tendenza che per inizio dicembre vedrebbe quindi sì, clima freddo ma con nevicate ancora escluse sulla Val Padana. Avremo modo di riparlarne ovviamente, consultate i prossimi aggiornamenti meteo.